Con Giulio Piccoli al termine della partita con il Trissino, partiamo dall'emozione per te di tornare a casa con una maglia diversa, che effetto ha fatto? È una grandissima emozione tornare in casa, anche c'è un po' di rammarico ovviamente, ma è una bella emozione. Allora, partiamo dalla partita. Si sapeva che sarebbe stata una partita difficile per voi, lo è stato, però in cronaca abbiamo detto che comunque il Monza non ha mai mollato, siete sempre stati in partita e avete sempre cercato quantomeno di giocare e di creare pericoli, non vi siete rinchiusi là dietro. Ovviamente noi no, abbiamo sempre continuato a giocare. Secondo me non abbiamo fatto una gran partita ovviamente, però c'è solo da lavorare, continuare a lavorare e migliorare. Senti, adesso il Monza, qual è l'obiettivo che vi siete posti per questa stagione? Dove volete arrivare in questo campionato? Noi stiamo lavorando molto per riuscire ad arrivare più in alto possibile nella classifica e giocarci per i playoff. Per te è stata la prima esperienza lontano da Trissino, ti chiedo come la stai vivendo e che cosa ti sta dando sia a livello tecnico che a livello umano questa esperienza. Mi sta dando molto sia a livello tecnico che a livello umano. Abbiamo formato un gruppo bellissimo secondo me, fin da subito. Mi hanno accolto benissimo e anche a livello tecnico stiamo lavorando molto bene. Noi ringraziamo Giulio Piccoli, in bocca al lupo al Monza.